Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico cominciamo oggi a guardare ad alcune figure che, in modi e tempi diversi, hanno dato testimonianza esemplare di che cosa vuol dire passione per il Vangelo. E il primo testimone è naturalmente l'Apostolo Paolo. A lui io vorrei dedicare queste due catechesi. E la storia di Paolo di Tarso è emblematica su questo argomento. Nel primo capitolo della lettera ai Galati, così nella narrazione degli Atti degli Apostoli, possiamo rilevare che il suo zelo per il Vangelo appare dopo la sua conversione e prende il posto del suo precedente zelo per il giudaismo. Era un uomo zelante per la legge di Mosè, per il giudaismo, e dopo la conversione questo zelo continua, ma per proclamare, per predicare Gesù Cristo. Un innamorato di Gesù era Paolo. Saulo, che è il primo nome di Paolo, era già zelante, ma Cristo converte il suo zelo dalla legge al Vangelo. Il suo slancio prima voleva distruggere la Chiesa, dopo invece la costruisce. Ci possiamo domandare che cosa è successo che passa dalla distruzione alla costruzione. Che cosa è cambiato in Paolo? In che senso il suo zelo, il suo slancio per la gloria di Dio è stato trasformato? Cosa è successo lì? San Tommaso d'Aquino insegna che la passione, dal punto di vista morale, non è né buona né cattiva. Il suo uso virtuoso la rende moralmente buona, il peccato la rende cattiva. Nel caso di Paolo c'è che lo ha cambiato non è una semplice idea o una convinzione, è stato l'incontro, questa parola, è stato l'incontro con il Signore risorto. Non dimenticate questo, quello che cambia una vita è l'incontro con il Signore. È stato per Saulo l'incontro con il Signore risorto che ha trasformato tutto il suo essere. L'umanità di Paolo, la sua passione per Dio, la sua gloria non viene annientata, ma trasformata, convertita dallo Spirito Santo. L'unico che può cambiare i nostri cuori, cambiare è lo Spirito Santo. E così per ogni aspetto della sua vita. Proprio come succede nell'Eucaristia, il pane e il vino non scompaiono, ma diventano il corpo e il sangue di Cristo. Lo zelo di Paolo rimane, ma diventa lo zelo di Cristo. Cambia il senso, ma lo zelo è lo stesso. Il Signore lo si serve con la nostra umanità, con le nostre prerogative e le nostre caratteristiche. Ma ciò che cambia tutto non è un'idea, bensì la vita vera e propria, come dice lo stesso Paolo. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura, ti cambia da dentro. L'incontro con Gesù Cristo ti cambia da dentro. Ti fa un'altra persona. Le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate cose nuove. Se uno è in Cristo è una nuova creatura. Questo è il senso di essere una nuova creatura. Diventare cristiano non è un maquillaggio che ti cambia la faccia. No, se tu sei cristiano e ti hai cambiato il cuore. Ma se tu sei cristiano di apparenza, questo non va. Cristiani di maquillaggio non vanno. Il vero cambiamento è del cuore e questo è successo a Paolo. La passione per il Vangelo non è una questione di comprensioni, di studi. Tu puoi studiare tutta la teologia che vuoi, tu puoi studiare la Bibbia e tutto quello e diventare ateo o mondano. Non è una questione di studi. Nella storia sono stati tanti teologi atei. No.
Studiare serve, ma non genera la nuova vita di grazia. Convertirsi significa piuttosto ripercorrere la stessa esperienza di caduta e resurrezione di Paolo visse che è all'origine della trasfigurazione del suo slancio apostolico. Infatti, come dice Sant'Ignazio, non il molto sapere soddisfa, ma le cose che ti cambiano dentro, che ti fanno sapere un'altra cosa, gustare un'altra cosa. Pensiamo a ognuno di noi, no? Pensiamo, io sono religioso, va bene, io prego, sì, io cerco di fare i miei comandamenti, sì, ma dove è Gesù nella tua vita? Ah no, io faccio le cose che comanda la Chiesa, ma Gesù dov'è? Hai incontrato Gesù? Hai parlato con Gesù? Tu prendi il Vangelo o parla con Gesù, ti ricordi chi è Gesù? E questa è una cosa che ci manca tante volte. Un cristianesimo, non dico senza Gesù, ma con un Gesù astratto. No, come è entrato Gesù nella tua vita, come è entrato nella vita di Paolo, e quando Gesù entra cambia tutto. Tante volte abbiamo sentito commenti sulla gente, ma guarda quell'altro, che era un disgraziato e adesso un uomo buono, una donna buona, chi lo ha cambiato? Gesù, ha trovato Gesù. La tua vita, che è cristiana, è cambiata? No, più o meno, sì, no, se non è entrato Gesù nella tua vita non è cambiata. Tu puoi essere cristiano da fuori soltanto. No. Deve entrare Gesù e questo ti cambia, e questo è successo a Paolo, no? E trovare Gesù. E per questo Paolo diceva l'amore di Cristo ci spinge, quello che ti porta avanti. Lo stesso è successo, il cambiamento a tutti i santi, che quando hanno trovato Gesù vanno avanti. Possiamo fare un'ulteriore riflessione sul cambiamento che avviene in Paolo, il quale da persecutore diventò apostolo di Cristo. Notiamo che in lui si verifica una specie di paradosso. Infatti, finché lui si ritiene giusto davanti a Dio, allora si sente autorizzato a perseguitare, ad arrestare, anche ad uccidere, come nel caso di Stefano. Ma quando illuminato dal Signore scopre che essere stato un bestemmiatore e un violento, così dice di se stesso, io sono stato un bestemmiatore e un violento, allora incomincia ad essere davvero capace di amare. E questa è la strada. Se uno di noi dice ti ringrazio Signore perché io sono una persona buona, io faccio le cose buone, non faccio peccati grossi. È una mala strada, non è una buona strada, questa è una strada di autosufficienza, è una strada che non ti giustifica, ti fa un po' il naso così. È un cattolico elegante, ma un cattolico elegante non è un cattolico santo, è elegante. Il vero cattolico, il vero cristiano è quello che riceve Gesù dentro, che ti cambia il cuore. Questa è la domanda che faccio a tutti voi oggi. Cosa significa Gesù per me? L'ho lasciato entrare nel cuore o soltanto lo tengo a portata di mano ma che non venga tanto dentro? Mi sono lasciato cambiare da Lui? O soltanto Gesù è un'idea, una teologia che va davanti? E questo è il zelo, quando uno trova Gesù, sente il fuoco come Paolo di predicare Gesù, di parlare di Gesù, di aiutare la gente, di fare cose buone. Quando uno trova l'idea di Gesù, rimane un ideologo del cristianesimo. E questo non giustifica, soltanto giustifica Gesù. Se tu l'hai incontrato e le hai aperto la porta del tuo cuore, l'idea di Gesù non ti giustifica. Che il Signore ci aiuti a trovare Gesù, a incontrare Gesù e che questo Gesù da dentro ci cambia la vita e ci aiuti a aiutare gli altri. Grazie.